Uccise il padre nella sua abitazione a Vittorio Veneto colpendolo alla testa con una sbarra in ferro e accoltellandolo 3 volte alla gola. Riccardo De Felici in corte d'assise è stato assolto perché non imputabile al momento del fatto. Il giovane dovrà rimanere in libertà vigilata per 10 anni presso una comunità dove sarà curato. In aula era presente Riccardo, ma anche la mamma dell'imputato visibilmente commossa. La mamma non l'ha mai lasciato, mai, 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 è sempre stata al suo fianco, vicino, capendo sin da subito che il ragazzo aveva una patologia, quindi è malato. Non stiamo parlando di un atto sconsiderato, stiamo parlando di un atto di una persona malata. L'omicidio avvenne la notte del 16 novembre 2022 al residence alle Ortensie di via Rosolène. Riccardo, uno studente modello laureato a pieni voti in filosofia, da qualche tempo aveva cominciato a lamentare dei disturbi senza però farne parola a nessuno. Si era convinto che gli amici, da cui si era progressivamente distaccato, parlassero alle sue spalle. Ad aggravare una situazione già difficile, la malattia del padre, Francesco, 56 anni, a cui venne diagnosticato un tumore alla prostata. A questo si aggiunsero dei personali problemi di salute di Riccardo. I medici gli avevano scoperto uno scompenso cardiaco per il quale si sarebbe dovuto sottoporre ad alcuni esami. La notte in cui ammazzò il padre, Riccardo era in preda ad uno stato delirante e allucinatorio che lo aveva portato a travisare la realtà. Il tutto aggravato dalla sindrome di Capgras, un disturbo psichiatrico persecutorio che porta a vedere dei sosia di familiari e amici. Il ragazzo non era capace di intendere in quel momento perché vedeva nel padre un'altra persona a tutti gli effetti, tant'è vero che poi le risultanze della consulenza hanno ritenuto che lui fosse affetto da una sorta di schizofrenia e in particolare una malattia si chiama anche del sosia. Riccardo in pratica vedeva nella figura del genitore non il padre biologico, ma un impostore, un demone. Quello, disse alla madre, non è il babbo, qualcuno lo ha sostituito e quell'uomo ci picchia. Poi il tragico epilogo, il ragazzo ora è in comunità. In questo momento è ancora a Ronco in questa comunità dove rimarrà fino ad agosto. Da agosto i servizi che lo hanno in carico sceglieranno un'altra comunità dove andrà probabilmente a lavorare a tutti gli effetti, sempre seguito naturalmente dai servizi che saranno incaricati di tale fatto. Ci sarà poi il Tribunale di Sorveglianza che dovrà vegliare su questa situazione per circa per 10 anni. Da questa malattia, spiega il suo legale, non può guarire, ma deve essere stabilizzato per poter vivere almeno serenamente.